Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, Radio Colpo Rovigo e Made in Polesine Web TV. Noi siamo Davide Stefanelli, Leandro Maggi, buongiorno. Una nuova puntata adesso di Made in Polesine, quella che sta per iniziare, molto importante, sono dei titoli molto, come al solito pregnanti, ecco, mi mancava il termine che puntualmente mi ha suggerito il mio caro collega. Lo sborone, detto così, sì, vorrei, ma là, dai, lo sborone, vai, vado con i titoli, dai. Allora, Zaia in visita a Scardovari, poi Università Giurisprudenza a Rovigo, poi Screening Ictus 0, Vespe che passione, ultimo, ma non ultimo, festa del ringraziamento. Questi, io ho dimenticato. Aspetto questa striscia che tu non ti eri un po' dimenticato. Dai, è l'età, è così. Ci sentiamo tra pochissimo per iniziare il Made in Polesine. Allora, noi a questo punto siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Oggi mi sento benissimo, cioè nel senso cuffie e tutto. Perché hai le cuffie da ricco e a me invece hai messo le cuffie da cinese. Ma sono uguali. Dai, editore se la tira. Un po' di differenze. Poi io ho la cuffia da 2 euro. E io da 3. Tu da 30 euro. Vabbè, dai. Allora, primo titolo, Zaia in visita a Scardovari. Sì, allora, qualche giorno fa, insomma. Sappiamo che la settimana scorsa è stata la settimana che ci ha messo alla prova veramente, specialmente gli amici del comune di Portotolle, in particolar modo i pescatori della Sacca di Scardovari, che ha visto un po' di immagini non solo su Made in Polesine ma dappertutto. I social si sono scatenati giustamente e forse siamo l'unico presidio che parla delle nostre cose, visto che in concomitanza c'era Venezia da una parte, Jesolo dall'altra, Chioggia eccetera, e noi buoni ultimi. Però diciamo che il nostro governatore dopo una settimana è venuto qua da noi. Sì, in ogni caso ha fatto positivo, la visita, certo, ecco, sì. non vogliamo assolutamente criticare, pensiamo che effettivamente ci sono delle priorità ed effettivamente forse Venezia aveva bisogno di un occhio di riguardo superiore. Però ecco, la visita di Zaia secondo me sottolinea il fatto che innanzitutto ci sono stati un sacco di danni nel nostro territorio, nel territorio di Scardovari in particolare, e suggere il fatto che il governatore capisce l'importanza della nostra economia. Non dimentichiamo tra l'altro che la mareggiata ha anche un po' colpito le spiagge, in particolar modo Boccasette. Io ieri ho ricevuto una mail da Gianpietro Bellan, che è uno degli operatori di Scanopalo, che diceva appunto che la spiaggia ha perso ancora 10-15 metri di battigia. Dice che è quasi fisiologico, ogni volta che c'è una mareggiata succede questo, però insomma i danni nel comune di Portotolle sono veramente ingenti. Abbiamo chiesto io e te in conferenza stampa quanto potrebbero ammontare i danni, sicuramente sono superiori a 3-4 milioni di euro. 4 milioni di euro. Quindi sicuramente per l'economia del nostro territorio è una cosa veramente brutta. Quindi solidarietà a tutti i pescatori, solidarietà agli amici di Portotolle e soprattutto grazie a Zaia, che nonostante dopo una settimana però è arrivato a fare la visita e quindi questo penso che sia una cosa importante nel nostro caro Delta. Caro Delta. Un appello. Se Zaia venisse un po' più spesso, sì, sarebbe meglio, perché io mi ricordo che è venuto l'anno scorso solo per le votazioni e prima erano 3-4 anni che non veniva. Ogni tanto, ma una visitina anche da queste parti, insomma, non farebbe male. Bravo. Non solamente quando ci sono queste calamità. Soprattutto, sperando che potesse venire quando ci sono fatti positivi e non cataclismi di questo tipo. Ok, bene, allora, primo step è andato, noi ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo pronti quindi a continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colpo Rovigo e Made in Polesine Web TV. E adesso un altro titolo molto importante, parliamo Università Giurisprudenza a Rovigo, e questa è una bella cosa. Allora, abbiamo detto che finalmente si muove qualcosa anche nel capoluogo, e non solo il capoluogo, anche Adria. Sappiamo che Adria avrà anche lei una sede universitaria, ma parliamo perché Palazzo Angeli, ristrutturato in maniera eccezionale,
ha inaugurato l'Università di Giurisprudenza ed è venuta niente po' di meno che Maria Elisabetta Alberta Casellati, che è la nostra Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Altro di Rovigo, anzi di Adria, poi abitava a Padova, eccetera. Quindi conosce il ha nostro giocato un po' in territorio. casa, insomma. Ha giocato un po' in casa. Anche lei, come abbiamo detto prima di Zaia, se venisse un po' più spesso nel nostro piccolo territorio sarebbe cosa buona e giusta. Comunque questa volta c'era e onore al merito che viene almeno per una cosa positiva stavolta. Allora, che dire, innanzitutto che l'università dal punto di vista anche logistico, economico e anche turistico è una cosa molto ma molto importante. Rovigo l'anno scorso ha avuto la fortuna di diventare come hub di Italo-Treno. Adesso c'è l'università, ci sarà lo studentato che fra poco verrà inaugurato e quindi forse questo qua porterà un po' di sviluppo anche, cioè, abbiamo appena parlato la settimana scorsa, 2 settimane fa, che c'è il deserto dei Tartari la domenica nel nostro capoluogo. Magari animandolo così, io mi ricordo per esempio quando c'era la scuola dei finanzieri. Il deserto dei Tartari è bello però, Sì, rende bene l'idea, sì. Per uno che avevo detto del Tartaro. Però quando c'era la scuola proprio dei finanzieri, che c'erano centinaia di finanzieri che quindi arrivavano le famiglie a vederli, a trovarli, eccetera, la città era molto più animata. Erano altri tempi, erano quello che vuoi, però questo qua sicuramente porterà un grande beneficio. Quindi noi facciamo gli auguri al nostro capoluogo che finalmente diventi un pochino più animato e non schiacciato da 2 colossi come Ferrara e Padova, sì. E quindi siamo dimenticati dagli uomini da Dio e abbiamo anche il deserto del Tartaro. Del Tartaro, va bene. E comunque dai, l'università è cosa buona e giusta, diamo un'opportunità ai nostri giovani di non dover andare a dissanguarsi nelle città di riferimento, Padova, Ferrara, eccetera, dove una stanza costa l'ira di Dio. Sì. Ne sappiamo qualcosa noi con i figli e quindi cosa buona e giusta. Finalmente ogni tanto una buona notizia. Finalmente la nostra provincia, che è sempre stata considerata, e lo è ancora tuttora, insomma, è considerata la Cenerentola del Veneto, ma con queste cose ma qualcosa si muove, insomma, si muoverà, facciamo vedere, insomma, che anche noi non siamo proprio così allo sbaraglio. Ecco. Prima citavo giustamente Italo-Treno, tante città che hanno l'aeroporto dove arriva la Ryanair diventano città importanti perché diventano più città Ryanair. Vediamo se riusciamo a diventare città Italo, nel senso che abbiamo dei collegamenti importanti diretti con Roma, con Venezia, eccetera, e vedere di sviluppare il nostro territorio. Bene. Un altro tassello. Dai, allora questa era sicuramente una notizia positiva, ogni tanto arriva anche arriva una di queste, insomma. Oggi c'è un giro di notizie positive. Dai, va bene. Allora dai, ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. E allora ci siamo ripresi, nel senso che come sempre sapete che noi durante gli spazi, mentre vanno gli spot, mentre vanno le canzoni, andiamo di là nel nostro baretto e ci prendiamo il caffettino. E andiamo di rumbo. Oggi ho offerto io. Va bene, allora. Troppo del sarcasmo, No, ma dell'inutile sarcasmo. No, però devo dire che la scorsa settimana ho fatto sempre io, perché lui era impegnato in una telefonata e quindi... Va bene, dai. Allora, continuiamo la nostra puntata di oggi, parliamo di Screening Ictus Zero. Allora, che dire, domenica 17 novembre, un'interessante iniziativa promossa da una serie di dottori, ma soprattutto da Medica Portoviro e Medica Taglio di Po, che è questa azienda privata che ormai è un punto di riferimento con decine di professionisti, eccetera, eccetera. Cos'è Ictus Zero? Praticamente è uno screening con un'ecografia praticamente che fanno qua aspetta che l'ho scritto, nei tronchi sovraortici, che fino a ieri non sapevo neanche esistessero. Adesso lo sai. Adesso lo so, lo questa faccio puntata, con queste trasmissioni tu ti sei fatto una cultura, veramente. Bravo, è vero. Lo so, perché vai a cercare le notizie e poi insomma impari anche tu. Allora, cos'è l'importanza degli screening? Tra l'altro, pochissimo tempo fa, sempre Medica Portoviro Taglio di Po, hanno fatto anche lo screening per la tiroide, ricordando che è una delle patologie più
frequenti nella nostra zona, non si sa perché, qualcuno dava la colpa a un'azienda importante che non c'è più a Polesine Camerini, ma della quale non possiamo fare i nomi. Non fare i nomi assolutamente, perché è impossibile, insomma, che Però, qualcuno possa capire. Però dopo c'era anche un dottore che abbiamo intervistato dell'Università di Pisa, ha detto guarda che molto spesso non questo potrebbe essere la causa, ma anche l'inquinamento del terreno eccetera, e questa è un'altra storia, l'abbiamo sempre detto che forse non siamo poi tanto lontani dalla terra dei fuochi, ma come ripeto questa è un'altra storia. Poi c'è questo discorso dell'ictus. Ictus zero vuol dire che prevenendo, controllando appunto i tronchi sovraortici, riesci a capire se sei predisposto, se come sei messo dal punto di vista temporale, cioè in questo periodo come sei messo, se hai rischio o meno, e da lì puoi studiare con una dieta adeguata, con medicina adeguata, perché ricordiamo che l'ictus è una delle malattie più invalidanti, perché a chi succede un ictus purtroppo poi dopo la sua vita viene cambiata al 100% e poi molto spesso è anche causa di decesso. Quindi complimenti a questo streaming, ricordando che a fare questo streaming c'era il professor Leonardo Aluigi, che è presidente Società Italiana di Diagnostica Vascolare, niente po' di meno. Vedi, è una cosa molto positiva che è questa, dai, insomma, ecco. Va Ecco, bene? tra l'altro sai cosa? Io ho fatto le riprese intanto che facevano l'esame e c'era il sindaco di Taglio di Po che si è offerto come testimonial, quindi io potevo avere magari in diretta se il sindaco aveva qualche problema in meno. Invece abbiamo un sindaco a Taglio di Po perfettamente integro, sano. Parola dell'operatore che ha ripreso. Salutiamolo. Salutiamo sindaco, puoi toccarti quando vuoi. Dai, allora breve pausa, torniamo tra poco per continuare Made in Polesine. Altro step che andiamo ad affrontare quest'oggi all'interno di Made in Polesine, una cosa che si ripete abbastanza frequentemente, diciamo, nei nostri paesi, in questo caso a Tolle, c'è stato questo raduno di vespe che passione, quindi le vespe non passano mai di moda. Ecco, più che una raduno è stata una conviviale, praticamente c'è il Vespa Club di Po. Ma non c'è zecco mai. Non c'è zecco mai, io puntualizzo, sai sì, che dai. Scusami se mi permetto, editore, non licenziarmi. No. Allora praticamente il Vespa Club di Po è stato uno dei promotori per primo di fare questi raduni, poi l'hanno seguito anche Coro, Rosolina, eccetera. Quindi Vespa che passione, perché cos'è la differenza tra la Vespa e un altro tipo di motore un po' più moderno? Che la Vespa tutti potevamo metterci le mani, quando non andava si tirava via la candela, si puliva, era talmente semplice, diciamo, poi addirittura le Vespe quelle un po' più antiche avevano anche la ruota di scorta, era veramente un'alternativa alla macchina perché costava molto meno, lambrette Vespa eccetera eccetera. E quindi questi signori, questi ragazzi e questi appassionati tagliolesi e non solo fanno queste raduni importanti in luglio, hanno fatto la cronometro della Vespa in agosto mi sembra, quindi successissimo anche lì. E quindi bravi. Tra l'altro siamo andati a mangiare e bevuto e divertiti a Tolle, e c'era anche il mio amico Romeo Moro, che è un barzelletiere di Padova, di Maserà, che mi fa morire. Se lo guardate su YouTube c'è un filmato di qualche barzelletiere che ha 1.900.000 visualizzazioni, 2 milioni. Quindi bravo. E quando fai ridere, insomma, le visualizzazioni ha voglia di ridere. Chissà perché noi non abbiamo queste non facciamo ridere, ma vabbè, dai. Noi facciamo piangere più che ridere. Vabbè. Quindi bravi al Vespa Club. Voglio citare tra gli altri il presidente del Vespa Club, che è proprio già 15 anni da quando è nato il sodalizio, Daniele Lazzarin, e l'organizzatore di tutta la serata, il grande Mirko Bagatin. Bene. Bravo Mirko, bravo. Mi sono veramente divertitissimo. Bravissimi, complimenti a tutti, insomma, per queste iniziative che sono sempre ben volute, diciamolo, ecco, francamente. Allora, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Ultimissimo argomento di questa puntata di Made in Polesine. Parliamo adesso della festa del ringraziamento, insomma, che si è svolta qualche giorno fa, domenica scorsa. Sì. Allora, cos'è la festa del ringraziamento? Di solito era il ringraziamento per la campagna, per i frutti della campagna, perché sia un periodo florido, eccetera, e di solito si andava davanti alla chiesa con i trattori.
È una tradizione che ancora resiste. Noi abbiamo una tradizione e una vocazione agricola sicuramente nel nostro territorio. Ho visto quella che c'è stata ad Ardea con le autorità, bella, davanti al Duomo. Io però ho seguito quella di Portoviro, essendo io un basso polesine centrico. Esatto, sì. Perché l'ho seguita? Perché l'hanno fatta in una location particolare che è presso l'azienda dei fratelli Mazzocco a Cappellino, e hanno allestito un capannone, più un capannone, un hangar, perché dove ci mettono i camion. Esatto. E c'erano un po' di trattori, decine e decine di camion appunto dell'azienda, ed è sempre una cosa interessante, Sì. importante. Beh, che ci fossero i camion Era era scontato, abbastanza era scontata, scontato. comunque. Salutiamo comunque i fratelli diciamo Mazzocco, che sono anche i nostri amici, insomma, Bravo. conoscenti, li conosciamo, ogni tanto ci troviamo, facciamo Salutiamo anche Flaviano, che non è parte dell'azienda di trasporti, ma è un grande è ristoratore, un grande ristoratore, col braccino corto. è un grande amico. No, dai, no. Scusa Non Flaviano. volevamo dirlo in pubblico, però. Detto questo, allora, tanto per parlare della giornata, è stata celebrata da Don Alfonso. C'era anche il coro di San Bartolomeo di Portoviro, che sono bravi, veramente bravi. C'era il sindaco, c'era il vice sindaco, quindi una cosa sentita e bella. Speriamo che anche il settore agricolo abbia i frutti economici che merita, perché sentendo gli amici che hanno campagne eccetera dicono che in questo momento qua stanno tribolando moltissimo, nel senso che la materia prima costa molto, il prodotto che viene fatto dalle campagne viene pagato sempre meno, e quindi speriamo che con l'intercessione di quelli più alti di noi, Sì. possano guadagnare molto di più, Perché perché è sempre stato il problema principale questo qua, nel senso che i prodotti vengono pagati veramente Sì. pochissimo, insomma, questa è la sostanza, e ancora adesso insomma questa tortura diciamo, è in atto, però vabbè, speriamo quindi che solidarietà agli amici agricoltori, complimenti agli amici fratelli Mazzocco, e speriamo appunto che col turismo da una parte, con la pesca che ha subito questi problemi questa settimana ma che si possa riprendere, e con l'agricoltura non diventiamo veramente un fiore all'occhiello del Veneto, e così Zaia viene più spesso a trovarci. vedi, può essere, vedi. Ho fatto un loop, sì. ho fatto un Era loop. una maniera indiretta per dire insomma, sta Che potrebbe cosa. venire più Ha spesso. fatto un giro molto Vabbè. lungo, sì, chilometri. Vabbè. Bene. Zaia, non dimenticarci, siamo figli tuoi. Figli addirittura. Sì. Non proprio. Sai che Zaia può essere rivotato, non c'è il limite dei 2 mandati. Non c'è, no. Non c'è, non so per qual motivo, se c'è una clausola particolare, però probabilmente si ripresenterà a maggio. Con buone probabilità. Penso di sì. Dai, ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Siamo in conclusione di appuntamento anche quest'oggi, quindi a questo punto noi vi salutiamo, non prima però di avervi ricordato il nostro nuovo format che stiamo sperimentando, ma che sembra comunque stia dando già interesse, buoni frutti, insomma, interesse insomma, da parte un po' di tutti, insomma, questa Polesine Live che sostanzialmente è, vuoi dirlo tu che tu allora sei niente, è un format diretto praticamente interessato. Andremo, Pietro, Sì, siamo in due, allora, sì, però lo spieghiamo. sì, dai. Faremo delle dirette Facebook/YouTube, più Facebook probabilmente, attraverso le nostre pagine Diva FM e Made in Polesine, dove andremo a visitare i locali che fanno musica dal vivo, perché a noi piace molto la musica dal vivo e c'è un interesse sempre crescente su questo, e dove io faccio le riprese e lui farà le interviste. E quindi sì, sono contento. È suo contento. Dai, e quindi questo è il nuovo format insomma quindi fra poco probabilmente la settimana prossima faremo la prima puntata 0, vi terremo informati e state collegati con noi. Polesine Live. Polesine Live. Quindi, se qualcuno fosse interessato alla cosa, noi siamo qua. Bravo. Quindi, ecco, vabbè. Allora, dai, ci salutiamo, vi ringraziamo del vostro gentile ascolto. L'appuntamento rinnovato per la prossima settimana, come sempre su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. A questo punto, da parte mia, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.